Un applauso per questa Transport Logistics. Presenza internazionale per l'assessore Cristina Mirante nel corso della cerimonia di inaugurazione dello stand del Friuli Venezia Giulia Transport Logistic, appuntamento che con cadenza biennale riunisce a Monaco di Baviera i principali operatori su scala mondiale nei settori della logistica, dei trasporti, della gestione della supply chain e dell'IT. Forte anche del successo registrato nel 2023 che ha visto l'adesione di oltre 2.300 espositori da 67 paesi e 75 visitatori da 135 paesi, la Regione si è fatta nuovamente promotrice dell'allestimento di uno spazio espositivo, curato dall'Ufficio Stampa e Comunicazione in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Promo Turismo FVG e Aries, agenzia speciale della Camera di Commercio della Venezia Giulia, e al quale hanno aderito nelle vesti di coesibitori 22 realtà del sistema logistico regionale. Infatti per noi lo stand del Friuli Venezia Giulia, organizzato insieme al Porto di Trieste, Aries e a Promo Turismo, che consente la promozione anche del nostro territorio in un contesto fondamentale dove si incrociano operatori della logistica, regioni, paesi e tutto il sistema industriale, produttivo e logistico che mette insieme in sinergia all'interno di questa fiera tutte le idee e le possibilità di sviluppo dei vari territori. Noi ci troviamo al centro di un sistema europeo e mediterraneo che sta cogliendo l'occasione delle varie crisi a livello internazionale per rivedere il sistema della logistica, e quindi con nuovi sistemi di trasporto che vedono il porto di Trieste, di Monfalcone, anche il porto regionale, il nostro sistema di interporti sempre più centrale si lega perfettamente proprio col sistema produttivo e logistico della Germania, dove ci troviamo. È col motivo per cui è molto importante per noi lavorare all'interno di questo contesto e promuovere quello che siamo in grado di fare, e di qua appunto partiamo con oggi. Nei prossimi giorni lavoreremo insieme ai vari operatori per cercare di farci conoscere sempre di più.